prossima notte, tra sabato 30 e domenica 31, le previsioni della marea indicano la possibilità di un livello elevato che andrebbe inevitabilmente a impattare con il centro storico di Venezia, se non con quello di Chioggia. Mezz'ora dopo la mezzanotte, infatti, il centro maree segnala il picco di 120 cm alla dogana, mentre la sala operativa del Mose abbassa tale previsione di 10 cm e la allontana all'1,50. I dati dell'ISPRA infine stazionano a 114 cm sul medio mare, ma sempre alla mezzanotte e mezza. Per quanto riguarda Chioggia invece, quest'ultimo istituto stima 113 cm 10 minuti prima. Tuttavia la Capitaneria di Porto di Venezia è stata attivata per il possibile sollevamento delle 78 barriere del Mose, che avverrebbe a partire dalle ore 22:40 di stasera, per concludersi alle 3:20 della notte. I canali delle bocche di porto tornerebbero navigabili alle 5:20. Anche domani mattina, peraltro, la marea raggiungerà il metro alle 11:55, con possibile rinforzo di 10 cm a Chioggia dovuto al vento. Il baby Mose sarebbe pur sufficiente, anche se le nuove procedure adottate dal Consorzio Venezia Nuova dopo l'8 dicembre paventano sempre 30 cm di precauzione, per cui anche tra le 9:50 e le 15:10 di domani potrebbe essere sollevato il Mose in tutte e tre le bocche di porto. Le prospettive per la strada 309 Romea saranno al centro dell'incontro che lunedì l'assessora regionale alle infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, ha accordato a una delegazione del comune di Chioggia, con il sindaco Alessandro Ferro, l'assessora ai lavori pubblici Alessandra Penzo e il presidente del consiglio comunale Andri Bullo. L'iniziativa, richiesta dalla stessa amministrazione comunale, ha trovato il fondamentale supporto del consigliere regionale Marco Dolfin al fine di essere inserita nel fitto calendario dell'assessora De Berti, che è anche vicepresidente della Giunta Veneta. Regione e Comune parleranno degli interventi necessari a mettere in sicurezza l'arteria più trafficata del Basso Veneto e potrebbero allargare lo sguardo anche alla linea ferroviaria in essere e in divenire. Secondo quanto ha dichiarato il presidente Bullo al Gazzettino oggi in edicola, la riunione di lunedì sarà propedeutica all'istituzione di un tavolo permanente con Regione e ANAS. È l'ex assessore alle politiche sociali Luciano Friziero, l'ospite odierno della seconda puntata di Osservatorio Elettorale, la rubrica settimanale di Chioggia Azzurra che accompagnerà Chioggia verso le consultazioni comunali che dovrebbero aver luogo tra maggio e giugno, salvo rinvii. Friziero, dimessosi lo scorso 3 giugno 2020 a causa degli attriti interni al Movimento 5 Stelle, ha commentato gli ultimi sviluppi in seno alla maggioranza, come l'annuncio che il consigliere Davide Penzo non si ricandiderà per seguire la propria carriera professionale o le dimissioni di Daniele Padoan dalla presidenza della quarta commissione consiliare permanente. Investimenti e natalità sono i due argomenti che secondo l'ex assessore dovrebbero dominare la prossima campagna elettorale. Ma prima c'è una legislatura da portare a termine, con le difficoltà legate anche al fatto che proprio il suo ruolo al cruciale referato delle politiche sociali non è stato sostituito, se non con l'interim affidato al sindaco. Luciano Friziero non ha escluso un proprio nuovo coinvolgimento diretto nella prossima campagna elettorale e ha invece auspicato che l'impegno del sindaco Alessandro Ferro continui anche per un'altra legislatura. Forse a questo prelude anche la sua recente attività online, con l'apertura di una propria pagina Facebook dedicata e il famoso tweet «Comprerò il Cursal». Quanto all'ipotesi di alleanza tra la parte maggioritaria dei 5 Stelle e il PD, è il consigliere regionale Montanariello a frenare,
attraverso un virgolettato apparso nel sito della piazza. I matrimoni si fanno in due, dice l'esponente democratico, e finora non ho visto nessuno che voglia accompagnarsi a loro, pertanto smentisco ogni voce in tal senso. In casa centrodestra, sempre alla piazza, Beniamino Bosco lo sostiene la necessità di coinvolgere liste civiche per aumentare il consenso. Sono attesi sviluppi, ad esempio, da Chioggia Viva, che 5 anni fa espresse la candidatura a sindaca di Marcellina Segantin e che oggi si sta confrontando con la Lega, specie per le questioni connesse al turismo balneare. Tra i nomi associati ultimamente a questa parte dello schieramento politico è riemerso anche quello del dottor Massimo Mancini, la cui disponibilità sarebbe stata richiesta, ma che al momento non troverebbe un riscontro, data anche le attività professionali in cui è coinvolto il medico. Per quanto riguarda infine la lista civica legata al comitato No GPL, ha deciso il nome che sarà Energia Civica con voi per Chioggia, e proprio in materia di centro congressi Cursal interviene Roberto Rossi, papabile candidato sindaco. È necessario, scrive l'ex presidente del comitato, bloccare sul nascere qualsiasi tentativo di speculazione, vincolando lo stabile e l'area circostante a fini esclusivamente culturali, sportivi e di ausilio al turismo. Questo ovviamente nel caso la sta chiusa ieri declini l'offerta ricevuta e il comune riesca a far proprio l'immobile di proprietà della città metropolitana. Dopo la fruttuosa raccolta di 15 giorni fa alla diga di Sottomarina, domenica 31 gennaio tornano in campo i ragazzi di Green Bay, il gruppo spontaneo creatosi in città per ripulire dai rifiuti plastici gli ambienti di uso comune, come la spiaggia e appunto la diga. Domani dalle ore 14 i giovani si sono prefissi l'obiettivo di compiere analoga azione alle foci del Brenta, con accesso dei bagni Le Tegnue in via Barbarigo a Sottomarina. Ad Armanforte, a Green Bay, si uniranno anche i volontari dell'Associazione Amico Giardiniere, veterani nella formazione di una coscienza ecologica a Chioggia. Entrambe le realtà sono aperte al contributo di persone dotate di buona volontà, ovviamente munite di mascherine e di guanti per operare all'aperto. L'iniziativa è stata curata in collaborazione con Veritas, che ha fornito parte dei sacchi di raccolta e che si occuperà dello smaltimento dei rifiuti. Naturalmente la praticabilità dell'evento è legata alle condizioni meteorologiche, che però si prevedono critiche. Sarà attivo da lunedì 1 febbraio alle 12 fino a martedì 9 febbraio, sempre a mezzogiorno, il secondo bando del Comune di Venezia per richiedere i buoni spesa destinati all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le domande per i voucher elettronici, non è prevista una distribuzione in forma cartacea, potranno essere presentate attraverso il portale Dime del Comune, mentre la gestione e l'utilizzo del buono da parte del cittadino avverrà attraverso la piattaforma informatica WelfareX, messa a disposizione gratuitamente da CG Moving. Venezia è stato l'ultimo ad attivare il bando tra i comuni capoluogo di provincia Veneti, alcuni dei quali hanno già provveduto a erogare i buoni spesa nel mese di dicembre 2020. Per la fase 2 della distribuzione degli aiuti ai residenti, in città sono arrivati oltre 1.375.000 euro stanziati dal decreto Ristori Ter di fine novembre. 1 milione andrà a garantire generi e beni di prima necessità alle famiglie in difficoltà sotto forma di buoni spesa, mentre i rimanenti saranno destinati alla distribuzione di kit alimentari attraverso i volontari della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato. Per avviare la procedura di richiesta dei buoni, che avranno un importo da 50 a 400 euro,
Sarà indispensabile essere provvisti di un indirizzo email per ricevere le 3 comunicazioni di conferma della presa in carico, accettazione della domanda, importo del voucher e come spenderlo. Non sarà più necessario presentare l'ISEE, ma basterà un'autocertificazione nella quale dichiarare di trovarsi nella condizione di bisogno economico direttamente collegato alla crisi pandemica e di non avere alcun componente del nucleo familiare titolare di reddito o pensione di cittadinanza, requisito che potrebbe escludere però un'ampia platea di veneziani comunque in grande difficoltà economica.